Aziende e comuni delle strade del vino delle terre sicane in vetrina al Vinitali 2018, al Salone Internazionale dei Vini di Verona, a rappresentare i propri comuni anche il sindaco di Montevago Terme, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e quello di Santa Margherita del Belice, Franco Valenti. Il Vinitali è un'occasione importante per avviare nuovi rapporti di collaborazione con i comuni, con le associazioni, con i consorzi e con le aziende. È un modo per importare le buone pratiche per la promozione del turismo e del territorio, ma anche per conoscere e far conoscere il nostro comune in questa prestigiosa vetrina internazionale. Questo è l'obiettivo per cui oggi mi trovo qui ed è il motivo per cui voglio promuovere il mio comune, Montevago Terme, il territorio, quello che il territorio offre in termini di bellezza, in termini di salute e in termini di enogastronomia. Siamo proprio qui davanti allo stand della cantina Corbera e questo è certamente importante per promuovere Santa Margherita, per promuovere il vino di Santa Margherita, e facciamo il nostro dovere, che è appunto quello di cercare di fare veicolare la Sicilia bella, la Sicilia delle cose che valgono, e tra le cose che valgono certamente c'è il nostro vino, il nostro ottimo vino degli agricoltori del Belice. Ecco perché siamo qui al Vinitali per dare un contributo e per essere vicini alla cantina, che rappresenta appunto certamente una fonte di reddito importante per i nostri agricoltori.